discriminazione razziale o territoriale. La società ricorda che è assolutamente vietato l'ingresso degli spettatori sul terreno di gioco. Lo scavalcamento delle barriere in occasione di campo prima, durante e dopo la partita possono comportare la sospensione della stessa con conseguente sconfitta del 0-3 della società ritenuta oggettivamente responsabile. Si ricorda ai tifosi che la Fiorentina risponde per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori anche fuori dallo stadio e che tale responsabilità può comportare anche la squalifica del campo. E adesso sul maxi schermo guardiamo